Cari fratelli e sorelle, buongiorno. La liturgia di oggi, che è la quarta e ultima domenica di Avvento, è caratterizzata dal tema della vicinanza. La vicinanza di Dio all'umanità. Il brano del Vangelo ci mostra due persone, le due persone che più di ogni altra sono state coinvolte in questo mistero di amore. La Vergine Maria e il suo sposo Giuseppe. Mistero di amore, mistero di vicinanza di Dio con l'umanità. Maria è presentata alla luce della profezia che dice: «Ecco la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio». L'Evangelista Matteo riconosce che ciò è avvenuto in Maria, la quale ha concepito Gesù per opera dello Spirito Santo. Il Figlio di Dio viene nel suo seno per diventare uomo e lei lo accoglie. Così, in modo unico, Dio si è avvicinato all'essere umano prendendo la carne di una donna. Dio si avvicinò a noi e ha preso la carne di una donna. Anche a noi, in modo diverso, Dio si avvicina con la sua grazia per entrare nella nostra vita e per offrirci in dono il suo Figlio. E noi che cosa facciamo? Lo accogliamo? Lo lasciamo avvicinarsi? Oppure lo rifiutiamo, lo cacciamo via? Come Maria, offrendo liberamente se stessa al Signore della storia, gli ha permesso di cambiare il destino dell'umanità, così anche noi, accogliendo Gesù e cercando di seguirlo ogni giorno, possiamo cooperare al suo disegno di salvezza, su noi stessi e sul mondo. Maria ci appare dunque come modello a guardare e sostegno su cui contare nella nostra ricerca a Dio, nella nostra vicinanza a Dio, in questo lasciare che Dio si avvicini a noi e nel nostro impegno per costruire la civiltà dell'amore. L'altro protagonista del Vangelo di oggi è San Giuseppe. L'Evangelista mette in evidenza come Giuseppe da solo non possa darsi una spiegazione dell'avvenimento che vede verificarsi sotto i suoi occhi, cioè la gravidanza di Maria. Proprio allora, in quel momento del dubbio, anche di angoscia, Dio gli si fa vicino anche a lui con un suo messaggero e egli viene illuminato sulla natura di quella maternità. Il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Così, di fronte all'evento straordinario che certamente suscita nel suo cuore tanti interrogativi, si fida totalmente di Dio che gli si avvicina e, seguendo il suo invito, non repudia la sua promessa, ma la prende con sé e sposa Maria. Accogliendo Maria, Giuseppe accoglie consapevolmente e con amore colui che in lei è stato concepito per opera mirabile di Dio, a cui nulla è impossibile.
Giuseppe, uomo umile e giusto, ci insegna a fidarci sempre di Dio che ci si avvicina. Quando Dio ci si avvicina, dobbiamo fidarsi. Giuseppe si insegna a lasciarsi guidare da Lui con volontaria obbedienza. Queste due figure, Maria e Giuseppe, che per primi hanno accolto Gesù mediante la fede, ci introducono nel mistero del Natale. Maria ci aiuta a metterci in atteggiamento di disponibilità per accogliere il Figlio di Dio nella nostra vita concreta, nella nostra carne. Giuseppe si sprona a cercare sempre la volontà di Dio e a seguirla con piena fiducia. Tutte e due si sono lasciati avvicinare da Dio. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Così dice l'angelo. Emanuele si chiamerà il bambino, che significa Dio con noi, cioè Dio vicino a noi. È il Dio che si avvicina. Io le apro la porta al Signore quando sento un'ispirazione interiore, quando sento che mi chiede di fare qualcosa di più per gli altri, quando mi chiama alla preghiera. Dio con noi, Dio che si avvicina. Questo annuncio di speranza che si compie a Natale porta a compimento l'attesa di Dio anche ciascuno di noi, in tutta la Chiesa e in tanti piccoli che il mondo disprezza, ma che Dio ama e che Dio gli si avvicina. Cari fratelli e sorelle, vi saluto tutti, fedeli romani e pellegrini venuti da vari paesi, le famiglie, i gruppi parrocchiali, le associazioni. Chiedo a tutti voi di pregare affinché il dialogo nella Repubblica Democratica del Congo si svolga con serenità per evitare qualsiasi tipo di violenza e per il bene di tutto il Paese. In particolare saluto il folto gruppo di Unitalsi, che bel lavoro fate voi, eh? Grazie tante, che ha dato vita a un presepe vivente inclusivo delle persone con disabilità, come pure gli studenti dell'Istituto Calabrese di Politiche Internazionali. Vorrei ringraziare tutte le persone e istituzioni che ieri hanno voluto esprimermi i loro auguri. Grazie tante. Auguro a tutti una buona domenica. Il tempo è bello. Domenica prossima sarà Natale. In questa settimana, mi raccomando, cerchiamo di trovare qualche momento per fermarci, fare un po' di silenzio, immaginare la Madonna e San Giuseppe che stanno andando a Betlemme, immaginare come vanno, il cammino,
la fatica, ma anche la gioia, la commozione, poi l'ansia di trovare un posto, la preoccupazione e così via. In questo aiuta molto il presepe. Cerchiamo di entrare nel vero Natale, quello di Gesù che ci si avvicina, il Dio con noi, vicino a noi, per ricevere la grazia di questa festa, che è una grazia di vicinanza, di amore, di umiltà e di tenerezza. E in quei momenti anche ricordatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.